Sindaco Bagliana, questa sera a Vittorio Veneto è stata organizzata una riunione per parlare con la popolazione, comunque affrontare una nuova tematica che è emersa. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Sì, abbiamo deciso di fare questa riunione invitando la cittadinanza a partecipare relativamente alla nuova questione della riapertura della cava Androz. È stato presentato un progetto di fattibilità da parte del proponente, progetto depositato all'interno del sito della Regione Veneto, quindi un progetto visibile a tutti, pubblico. Ecco perché noi ci siamo sentiti questa sera di condividere almeno la presentazione del progetto con tutta la cittadinanza. Diciamo che come amministrazione siamo fortemente preoccupati per questa riapertura della cava, perché è l'ennesima ferita che viene inflitta a una valle, la Valle Appesina. Ricordiamo che la Valle Appesina sta pagando da più di 100 anni grazie per le infrastrutture che sono state fatte, quale l'autostrada, le centrali idroelettriche, sta pagando veramente dazio rispetto appunto a quella che è la vivibilità della valle. Noi siamo fortemente preoccupati, ripeto, anche perché la valle stava recuperando un po' di quella che è la valorizzazione, quello che è il ritorno in valle da parte dei giovani, e pensiamo che con questa ferita, ripeto, molto di quello che è stato fatto negli ultimi anni rispetto al recupero verrà rimosso. E quello che mi sento di dire, ripeto, è che come amministrazione faremo di tutti per sostenere i cittadini della valle e anche la città di Vittorio Veneto, che non si merita questo ennesimo, come si può dire, deturbamento. La sua posizione come sindaco e come amministrazione è chiara. Per chi ci sta guardando che non conosce questo progetto, questa riapertura della cava, quali aspetti collaterali insomma, porterà il progetto, che cosa prevede oltre chiaramente alla riapertura? Allora, intanto il progetto insiste su un sito di una vecchia cava già autorizzata, quindi è un sito autorizzato dove c'era appunto previsione di escavazione che è terminato. Adesso attualmente il nuovo progetto prevederà un'escavazione di circa 1.600.000 metri cubi di materiale, e questo darà una serie di criticità, uno su tutte anche per quanto riguarda la viabilità, dove avremo naturalmente il passaggio di camion che usciranno dalla cava, si metteranno sulla statale Alemagna. Stiamo parlando dell'ordine di 6 camion l'ora, in andata, 3 all'andata, 3 al ritorno, ma questo avrà un impatto notevole, ripeto, sulla popolazione che vive in parte anche sulla statale Alemagna e che già soffre di un traffico insomma importante. Questo ulteriore appunto intacco alla viabilità darà grosse problematiche. E tra l'altro vorrei ricordare che questo progetto di cava durerà circa 17 anni, quindi un'infinità